Sì, abbiamo chiaramente svolto un'attività impegnativa in questi 6 anni, l'azienda è totalmente cambiata, non solo a seguito della fusione, ma anche alle tante attività di ristrutturazione e di riorganizzazione, non solo dal punto di vista economico-patrimoniale, ma anche quella del servizio, il potenziamento di diversi interventi sul trasporto pubblico locale, un nuovo modo di organizzare la sosta, tutti gli investimenti sui semafori intelligenti, sull'abilitazione elettronica, sulla infomobilità sono degli elementi che hanno caratterizzato un po' la nostra azione. C'è ancora tanto da fare, io auspico che l'azienda oggi che ha la possibilità di essere totalmente risanata sotto il profilo economico ma anche sotto quello organizzativo possa negli anni futuri sviluppare ancora di più queste linee o programmatiche che abbiamo tracciato in questi anni e poter essere chiamato dal Comune di Catania e dagli altri enti a svolgere servizi sempre più impegnativi e sempre più pregnanti all'interno della città. Qual è secondo lei l'attività più significativa che è stata svolta durante la sua amministrazione? Ma io ritengo intanto la cosa fondamentale in questi anni, dopo i periodi del dissesto del comune e di grandi debitamenti che le partecipate hanno subito, era sicuramente rimettere in piedi l'azienda, organizzare bene le risorse a disposizione, azzerare tutti i debiti e proiettarsi verso un'organizzazione più efficiente. Questo abbiamo fatto grazie a nuove assunzioni, grazie alla valorizzazione del personale, grazie all'inserimento di tutta una serie di procedure organizzative che oggi rendono l'azienda più pronta a farsi carico di nuove sfide.